Prácticamente dices colocado, prácticamente dices colocado, veloso tras arrocar de granito, ni vales un unido de estorito, gira tu solitario y apartado, a que surate se pese escudado, esos puzones los ponen cría, e festan con su ave melodía, sota de uno que no inmaculado, eliga que cose busco sombroso, campos a menos ricos de pastura, a zapafinos con área pura, e horizonte largo luminoso. Bella nostra sonora de su nieve, la protectora de su bendición, con un campanile solo che pare niente te sola mie, e pizzo stuvo umile pastore, su un fortese abiles che fera, la vida che raton sin manera, te ballan todo ma non se minore, e deo da poderti sempre in coro, e a ti visitare ben sognando, case spitticula de coro mano, canto manne savante su lavoro. Tettigamente dices colocado, veloso tras arrocar de granito, mi vale es un unido de estorito, y na tu solitario y apartado, a cresurarte se pese escudado, esos puzones los ponen cría. Buonasera, benvenuti e bentrovati a questo memorial di Pedrighetto, fratello di Mario. Niente, a proposito volevo dire due cose. Quando Mario ci ha invitato a me e a Massimo a questa serata, mi sono subito ricordato che Pedrighetto era molto fan di James Rousseau e degli Aphrodite Child, no? Mi piacevano molto. E ricordandomi di questo fatto gli ho proposto Massimo, perché non fare la cover in sardo di Rain and Tears? No? Un pezzo famosissimo, però gli ho detto, però visto che tu hai più dimestichezza con il dialetto sardo, prova tu a... Niente, si è messo ed è venuta fuori questa Lugenues, che è una metafora, no? Un po' le nuvole che si mettono davanti al sole scuro, un po' come la vita non è fatta a rose e fiori, no? E niente, ve lo facciamo sentire sperando che piaccia a voi e soprattutto a Pedrighetto. Lughe e Nues.
canzone, una sorta di bluesaccio, come si dice, no? Ed è una canzone che avevo scritto un po' di tempo fa. L'avevo scritta in italiano. Ho provato a tradurla, cosa non facile, perché non sempre viene bene tradurlo, cercando di non cambiare il significato, no? Comunque ci sono riuscito e ve la facciamo ascoltare. Si intitola Deo non rivenso e canto. 1, 2, 3, 4. Ma solo me la sei preoccupare.
del mese. E strada leva sporoso appunto un gatto che imparava sempre il periodo di festa e si allegrata sempre. Intanto buonasera e benedioso a tutti. Mario, io sono Rosa, con Mario e con Dolores che oggi noi conosciamo il problema di salute e quindi si saluta a tutti. Io e Mario e Dolores faccio parte di questa associazione alla Simbolu. Prima di cominciare vorrei ricordare ancora un nuovo sul motivo che si dimentica così in questo tempo di ricordare che cosa è il scopo nostro di questa associazione. Noi si deve occupare di salimba, storia, tradizione e di tutto questo che per tocca la terra nostra. Se scapitavo una volta di collaborare con altre associazioni scusa, io mi sono un po' emozionata. Ho collaborato con altre associazioni da volta solo e con l'aiuto per la gente ho sempre cercato di portare sul traballo nostro in tutta Sardegna. Voglio ricordare ad esempio, stiamo vivendo un periodo feumeda per quanto riguarda la terra nostra. Si usa attaccato di ogni cosa, di ogni parte e di ogni maniera. Noi come associazione con l'aiuto del meno degli altri che devo ricordare, per tornare al suo conto di ore. Riesco a ricordare del suo luogo che ha fornito in Chivisu, la terra di Cugliari, Sant'Ursurge e questa zona. Noi, l'associazione, tornava a plantare un olivario di 20 mattasa, donato a un proprietario che ha perduto. Si vede che ha accuso di seguire, ma purtroppo il tempo si mette sempre e tutto contro. Però noi non si arrendiamo mai, cercavo sempre di vedere una cosa di buono con questa terra. Un'altra testimonianza che devo ingaggiare è che noi a nome di questa associazione si è registrato a Selargius, da che sul residio in UE si va a lotta contro questa antenna, palasa eolica che si prende questa terra, ha supportato la testimonianza nostra. E quindi si nome di altri che da Gravischesi, noi ci rappresentava a tutto. E nulla, è una cosa che vi ho cricatenare tengo ancora me la sorte di questa terra. E che causa di aiutare in ogni maniera. E chi non si usa tutto un'io non che devo fare mai, perché c'è troppo gente per un manna venoso che tiene a parte si s'addobba. Comunque devo sparare il fronte. Sadia di oggi però è dedicata come Tischesi a Suvrade, a Pietro, a Suvrade del Mario. È una potente occasione di conoscere Suvrade del Mario e quindi non si può suonare di nulla di esso. Isco solo che conoscendo Mario quando uno babbo poeta, un bravo poeta non poteva essere diverso del suo naturale del Mario che conosco questo, una persona a modo. Quindi adesso ringrazio di essere in nome e passo su voi a Mario e sta a spiegare isso, a presentare isso il numero del Mario. Un saluto intanto e buone grazie di essere venuti a un appuntamento culturale e sociale puro, di canto e di poesia e ora aumentamos a Pedrighetto Frade che è sicuro di un poeta e dopo provo a raccontare che sa vita sua, ecco. Pure che la vita di Pietro la conosco nel più sarò stesso, sono che noi familiari, perché Pietro essendo pagano, fu di Cattagliolo, di vieni a me da stare in compagnia e questa gente.
E infatti da voi domando la testimonianza di Peppino Donella, che l'ha conosciuto e ha lasciato poco traccia di scritto. Pedro fu un improvvisatore di poesia. Meta la Narayagai, però compita papito qualche poesia che ha scritto e da voi mano a mano che andava avanti con la legge. Poi hanno accontentato gente che poteva essere, no? Che pure dolore che non riesce in Bergamo per operare a Sobenuglio, no? E quindi abbiamo fatto questa diretta e quindi la salutiamo in diretta, dolore. Augurando sarà un presto e che è tornato a lui. Tanto Pedro è nato su 21 di marzo del suo figlio Enrico che manda Gimbe ed è nato di Russi, come te tanto c'è nato di Sadono, no? Però lui abita in Mesi Luna, però poco popolare può nascere, mamma è piegata a Russi e si è nato di Russi. Appena nato è tornato a Sanura e io ho giocato a sua mamma, noi abbiamo produito pulosindri, cosa gai, e io raccontai che tentai pure cosa fatta in questo tempo, a decano. Se non fa che solo che vuole giocare alla testa, però la giocare. Poi sulle 67 non le sei pubblicato, però soprattutto si è fatto questa scuola elementare sicuro, isso. E Marciano si andava da pe e si faceva salire alle scuole, si è fatto elementare sicuro. E poi sulle 67 non le sei pubblicato, si è cricimato, la cricimato Franzi Corani, non era solo sesto, su 19 di Valorani. Su Vittorio, Nalanda, su molto quello dai vari, Franzi Corani. Questo l'ha cricimato. Poi ha fatto suo meccanico dai giovani, dai minori, Tribaliere di Diego Monte, sono anch'io. E dopo i due che volevano adattare a travagliare a un'officina meccanica a Sasitro e io è diventato meno bravo come meccanico, mi mai hanno usato bene, ho sempre piccato. Io ho serrato l'attività e si è comprato, Pablo ha comprato, pagato l'attrezzatura e si è potuto russi a Contosolo e io in qualche maniera si è andata male e tanto un fratile l'ha chiamata a produrre la stazione industriale a produrre rette sia di Ulia e sia di Lica. Io ho visitato un periodo e poi che siamo già su concluso questa vita sua che ci è entrata in un'altra ditta, sempre in questa petrochimica, in cui udaia la plastica in materia prima, polietilene. Praticamente fondiamo la plastica ed è si è sentito male comunque tra visita e sul verdetto poi è un tumore e in 3 mesi si è andato il suo per un gruppo di Santo Pietro adesso lo mezzellini e soprattutto si è andata con la sorella mia, si è andata con la mamma e quindi io lo so aumentato tutto un canto a poesia. Siamo a Peppino Donella che Deo l'ultimo meta perché uno dei soldati poeti che cambia improvvisatore di Sardegna e qualche modoca da Peppino e poi potevi oltre a sistema di Appo dei Poeti fu l'amico di famiglia e quindi a Pedreghetto lo ha conosciuto meta e come lo fai per raccontare anche. Buonasera a tutti. A Pedreghetto sono stesso, l'avete conosciuto come l'ha conosciuto Deo e tutto. E va a narrare di Pedreghetto su carattere gaia. Un uomo, un giovane savio, di una pazienza estrema si vuole narrare, un uomo tranquillo. Insomma, può fare arrabbiare a Pedreghetto che deve passare con suo carro armato su. È proprio una cosa. Un uomo educato, un signore. E da poi sulla miraglia di Pedreghetto fu di tutta l'azione che ha la vostra salvità.
fu un mare di sardinate. Si comincia a cantare in poesia, non un'inizia a cantare in poesia, d'altra volta un valgufado, so capito, se non vi fosse che dazza, a motore fritto lo faceva. Fruttini d'Omera. E comunque hanno sempre cantato mare, ma hanno cantato meta. Dopo inizia a cantare in poesia e canta in poesia, poi canta la tenore, canta la chitarra e fu di bravo di ammirare in tutto il suo campo, si può narrare. Fu una cosa straordinaria, avevo visto che me adesso ti fanno il suo tenore in Libra, subitato sono investigato, si imparato dai Pedrighetto. Pedrighetto fu una persona veramente da ammirare, con la cultura sacra e con il suo comportamento, fu un uomo signore. E con me sono fatto tanto di questo continuo, di questa festa, ma ha accompagnato quando non avevo macchina ancora a saggare, a cantare a Capitano e a ogni luogo, ma sa che tutte sabia poteva andare con Pedrighetto. Ok, grazie. Per la testimonianza andando due cose da vedere e poi andiamo avanti con questa poesia in prosa. Praticamente il suo coro di Ossi Bocas Nova, Pietro De Sousa, lui del suo fondatore del suo coro Bocas Nova di Ossi. E da poi sul 1987 ha fatto dei operai con la sua fece da Tubetto. Ed è di lui che da poi durante un poeta si improvvisava con mura, sale, improvvisare le proprie poesie, però come te l'avevo più questa timidezza non l'ha fatto andare a tenere per restare non ti piace la poesia per iscritta da voi con la legge e lo saprà a Rosa che presenta il suo poeta. Intanto cominciamo con una lettura di poesia. Sergio William Simula Teossi. Allora, secondo diversi studi, l'esperienza del primo amore, che io ho conosciuto a 15 anni, è diversa da qualsiasi altra esperienza provata prima. Per questo motivo la nostra prima fidanzatina o fidanzatino occupa un posto fisso nei nostri ricordi. La mia era una ragazzina solare, figlia della Liguria e della Toscana, per la quale a 16 anni scappai di casa per ritrovarla. Un mese fa, spinto dalla nostalgia, le ho dedicato una poesia che poi ho presentato a Codrongiano. Ignaro del fatto che fosse morta. Il caso brutto è che io ho concepito questa poesia spontaneamente al 30°. Infatti nel video su YouTube parlo di lei come se fosse ancora tra di noi. Ieri ho visto una zia che abita a Ossi e ho chiesto ingenuamente se la ragazza avesse visto il video e mi ha detto che era morta da un mese. È stata per me una notizia devastante, anche se la poesia che dedicai a Lorenza è questa, che forse non è stata capita adeguatamente a Codrongiano. Ite belleza. Quando as nuvens de verano entraían esos coros nostros. No isto si dinamenta Lorenzo. Bastaia per andare in paradiso una luna aumbrata a mesodia, o un sole pieno di triulas. In su golo e s'anima mia si intendia sa melodia e s'amore. E m'aperiste que encanto un mundo de pisos abrazados a sa voltuna. Como su tempus de godires passata, ispettami solamente in sos ammentos de sa ezzesa, mama fidele de sa amargura.
Vi racconto un piccolo aneddoto di cui è testimone anche Antonello Corrillo. Un anno fa, noi facciamo video da 6 anni, io nel frattempo avevo perso di vista questo primo amore per diversi anni. Poi un anno fa, sotto i commenti di un video relativo a Cucca, credo che fosse, leggo queste parole. Ti ricordi William? Eravamo ragazzini. Io ho il presentimento, perché questo commento risale a 9-10 mesi fa, quindi presumibilmente la donna era già malata. È probabile che vi volesse lanciare un segnale con estrema delicatezza. Io purtroppo non ho intuito che la situazione era grave, quindi non ho avuto purtroppo la possibilità di dirgli addio. Poi ribadisco, per puro caso, circa un mese fa, ho concepito questi versi pensando a lei, che ho sempre considerato la migliore di tutte le donne che ho incontrato nella mia vita, perché era solare. Poi gli opposti si attraggono, io tendevo verso la malinconia e la cupezza, mentre lei era un vulcano sempre acceso. Infatti io non riesco a concepirla morta anche per questa caratteristica profonda che aveva e che rappresentava. Rimane rammarico di non aver potuto, di non essermi anche potuto intromettere prima, perché comunque ognuno ha preso la sua strada, poi si è sposata, ha avuto un figlio, e quindi io non mi intrometto mai quando c'è un nucleo familiare ormai solido relativamente. Non so se sono riuscito a trasmettervi questa strana sensazione. Io ripeto, sono stupito, perché allibito, devastato, perché questa poesia che vi ho appena declamato potevo benissimo concepirla 15 anni fa, 20 anni fa, perché noi non ci sentivamo dal 94. Il caso ha voluto che io la concepissi un mese dopo la sua dipartita, che purtroppo mi è stata confermata da persone attendibili. Più tardi vi declamo una cosa un po' più positiva, che è stata scritta da John Lennon, che ho tradotto in sardo dolorese. Grazie. Sa poesia del Sasero, che ha un po' preparato, appare noioso, però Dio continua a ripetere che all'interno del suo coro, che oggi siamo a mentire un poeta che non è più uso, l'abbiamo fatto in altre occasioni, ecco il denaro che mi sto ripetendo, ma è che all'interno del suo coro, dai quali abbiamo aumentato a Nicola Arca, Salvatore Monte e l'altro poeta, cosa solo teatro, ma comunque uso. Quindi è sempre un'occasione, è un'opportunità che abbiamo di aumentare questo poeta, non l'ho conosciuto personalmente, però adesso che le vostra vita sua, dai suo frate, dai un altro poeta Mano, Peppino Donaera, che ha vivido, e quindi mi fa piacere meda di dire che dei siamo trattati stasera, solo perché zonare resta che solo all'uvento mare ognuno di noi si adatta bene da sé. Io in particolare ne ho capito una dolorosa meta,
E quindi però mi sono fatto una convinzione, può essere un'illusione, ma ogni volta che lo offendomamos, Dio lo vedo con noi, sì. De questo so, mentre sono convinto in mia serenità, a mia serenità, altro so, a una serenità di sapere, pensare su paradiso, e Dio ripeto a tutto, l'importante è che ognuno di noi sappia questa serenità che purtroppo in questo momento si perde. Veniamo a questa poesia. Prossamento di Pedrighetto Monte. Sosamento su un'opportunità accendere in suo cuore una fiamma. A sa persona che è motivo e brama, batte d'insino sa serenità. Ammentare un babbo o un frate, un vizzo, musere o una mamma, sorre nepotes o amico de fama, che si ambio pare verità. Nessun umore di siene aumentato, te non bigre motivo non bada, e può pare pura illusione. A Pedrighetto che va qualcosato, de poete, sa musa lettorrata, è con noi presente de persone. Pedro Monte pare si annende, ischia che mi potrà attendere. E questo è incluso del libero poeta che mette bene a tutto il suo ognuno di noi ha sempre a tempo purtroppo del lutto e lo schiostotto di tornare di cosa ornare appunto. Però voglio dire un'altra cosa, in questo momento sono punti solo magari che ricordavo su la gente nostra morta un momento di allegria come te mai su solo se lo sa ricordare lo per tomare l'estesino che ha avuto sempre con noso e a lavorare sempre con noso. Come venire a recitare invece questa poesia di Cotrongiano su Violino di Villa. Buonasera a tutti. Devo che sono entrato con pedale mie, non li tiene mai. E un grande meccanico oltre che poeta. E ha fatto una poesia di Dio. Amentena di Pedrighetto de Monte, frate di Marietto de Monte. I nostri questa sera non podia mancare con rispetto e amore per Marietto e dare onore a suo frate Pedrighetto che a 60 anni in chiede idolare. Amante poesia che si vuole schido con tutto il gioco che è zonare e canto se verso da ghino e ascoltare ed occhio e coro, anima con suo sentito. Onore smano se merita Marietto, poeta mentale, e non se tu solo, e grazie per impegno ad alla simbolo che dedicata a suo frate Pedrighetto. Accetta questo umile verso d'amore in paradiso con angelos e suo Signore. Francesco Rosu. Piotto Biotto, che era preso,
è andato Marietto, pare quasi che me l'ha presentato. Purtroppo si è andato prima di entrare a fare parte di questa famiglia di Annasimborgo, a come me l'ha presentato Marietto, io le ho scritto sopra di una lastra marmorina viene scritto Pedrigueto Montes, dopo che ha superato questo spontes per arrivare a sa sede divina. In nubes immortale Palestina ti ha mostrato diversos orizzontes, ma in ossi vi essa divina, che vivo ancora o è pro isos contes. Un pare a soscrivato una storia, ossi con Paolo somos e cantos, a ti estributende tanto onore. De sos caros sempre in sa memoria, a 60 anni un pare a sos santos, in su regno in nuestro tu amore. Su male oscuro na chi non perdonata, chi è de nascere attentos a sorte, che na chisemos solo de passaggio. Sa musica suave protesonata, chi è ti ha testimato a coro morte, su dolore l'affronta con coraggio. Grazie. E come veni di Giuseppe Cuveto de Ossi. Buonasera a tutti, a Pedrigueto Monte, dei capitani su 21 si invito, ha passettato con orgoglio e animo forte. Mi presento a questa popolare, de poete lo ha conosciuto grado. Casamusa non mi è in sorte, per aumentare a Pedrigueto Monte, due rima ha pensato, in setterno cose con Dio e Maria, che presto sul mondo ha lasciato. A me la fragna dura del pusciamento e Dio a levantare sono contento. Con De Ossi, marito del Monti. Sannina, mamma e cantelle, ma tu eri posa, o figlio mio dell'anima mia, trommi contento, olizzo e rosa, sogni e amore e tanta allegria, sao che mamma in coro tu, sempre soave ti porta a regnare, ma tu e trommi ancora in tu, chi mamma tua ti chiede rinnare, s'amore babbo, s'amore mamma, e tutto a te, o figlio mio, se tu è salute eterna fiamma, sa più bella e su mondo in tre, quando ti lascio solo una pena, su pensamento che ho la da te, ma sia tu felice e serena, tutta sa vita un para mia, come ha dormito e riposato, e si deschida sognente pro caso, tutta su come so coro stimato, fi mamma tua ti ha dato un vaso, se tu è nuova eterna fiamma, s'amore babbo, s'amore mamma. E io ho visto, ho fatto una famiglia, e te consigli di Leo. E andiamo a Franca Burrai. Franca Burrai è una cantante che è abituata, che ha dato su dono di cantare, che mandanno, un fatto che da triste, che le decadole molto su babbo, le vedi da questa ispirazione di cantare. E come gli raccontiamo se te non canta allora. Buonasera, io sono Franca Burrai, penso dei cartelli, cartelli provincia di Nuoro, che Maria non si può scontato sui social. E quindi Maria ha scritto Vitannemi, che è stato un evento prima da Zara, quindi felicissima, e quindi per questa occasione l'ho fatto con mia Chimenzo, che mi accompagna mio marito. Sì, è vero, in Facebook mi sapete che abbiamo un gruppo
si cresse 30 mizza i critto bada il sacro dentro il mondo, noi si crea solo il sacro, si pubblica solo il sacro e mi si propone una gara di canto sacro sempre. E una persona che ha partecipato è Franca Polari, che ha alleato su questo premio mi pare in questa occasione, e poi l'hanno chiamata a Sara per un concorso di poesia e come le bene da provare può aumentare a Pietro, per tutto il cuore. Quindi la prima canzone è sta Amico Caro, dedicata a amicizia, questa vera però, quella sincera, è vera. Amico Caro. Ci siamo? Cantamente, veni, insamenti gustoso.
Grazie a Franca, la ascoltiamo da voi Dora, che è stato il noi potrebbe Don Felix, però chiamiamo a Don Fabio che sono vice parco non ha Allora, chiaramente è bello poter condividere questo momento culturale perché fa parte delle nostre radici, della nostra storia ed è bello viverlo insieme, no? Realmente. Credo sia fondamentale quando noi riscopriamo le nostre origini davvero scoprire la nostra identità. Cioè noi non possiamo dirci appartenenti a una comunità se prima di tutto non guardiamo chi ci ha preceduto, nel senso che noi possiamo davvero fare qualsiasi scelta, qualsiasi azione, qualsiasi opera importante se all'origine guardiamo il passato, il bello che c'è stato nel passato, la bellezza che c'è stata nel passato. Quindi veramente cerchiamo, ecco, questi momenti sono importanti proprio per recuperare questa bellezza e viverla nel presente. E quindi vi auguro una buona serata e veramente grazie per Fabio. Seguivo questo poeta appunto che vede Francesco Gabigano da Ivattana e cominciamo con esso il secondo giro di poesia. Applauso. Buonasera. Io mi trovo in contesto dell'attore, mi sono lavorato in un scolare. Abbonato se non credo, Maria che mi spiega che stavo. E perché io non posso fatto scrivere nulla che non lo conosco io. Come te, anche che sono andato a Gaffinoara, che non conosco a Nicola, quindi a me a descrivere salvette che non conosco, non è il mestiere mio, non so mai, istituti dei ventenni. Comunque mi pare perché se il vedi tu che ha vissuto frate Mario soprattutto e non posso poter mancare. Ma con poesia mi ha fatto devo che abbiamo il suo telefono, lo so prima che mi esci da pizzo, tornare, poi si sbaglia, ma ti sa perdonare. Musica in due. Cioè prima cantavamo. Tanto che non c'è anche un pacco con me, ma tanto non sta, la si scritta, domenica mi pare. Già li scritto tutta Italia, le Oceane, Gracia, non tieni come successo, le creatura, sabato passato. Che hanno il figlio cuore a tutti, fino a chi non lo conosceva. E ho visto poi a Pozzautieri, che mi è successo a 2 chilometri dalla moglie, per la sparaula. Conosco il nonno e fino a sua mamma. Me l'ha dato suo cuore di scrivere. Canto escludere sa mala sorte in su mondo traitore ingiusto, autieri le lacrime radifuste, la de dolore venoso e forte. In su viole sofranno rosa morte, a gioia di affurato su gusto, per saporare sa vita terrena, volende che angelo in terranzena. Come ora si intragna dessa era, e lui sa mamma che un'istella, pare schimbabudò, sentinella, fagli di sprolettare tanta spera, chilca la chindeo sa manera, deve donare una vita novella, in costumamento e di ristura, chi su Signore le ha affura. De un folto a sus companzellos, dai un folto a sus companzellos, a sus fradiles e a nonnos tuos, faghe sos santos sus congruos, propregare a tutti sus minorellos, a babbo e mamma,
dai sosistetos, donzerie passano sono due, che abbiamo fatto e ti amano assai, e in coro solo non muori mai. Grazie Francesco Capicano della sala. Come chiamiamo Giovanni Tette de Algara. Ha una bella responsabilità di Giovanni, è parente l'uomo di Cucca, Antonio Andrea Cucca. Come ti tocca dare? Buonasera a tutti. Perché non mi conoscere Milano Giovanni, penso tagliarla, però sono io a pausa. E questo anno mi sono potuto a dedicare una poesia per il Famo Verani, ma le Ottieri, sebbene la comunità del nostro teatro, ai Ottieri, si vuole nare con tutto un municinato. E a me intende a Petrighetto Monte, a pochetto di dedicare questa trese a Torino, sono Gioele Puzzo. Che erfido in petto due a un angelo pro giocare in surio e latte e mele, proitte a scherzo Safira e Gioele, coi viseglio pro pregare in chelo. A babbo e mamma, postasi incorrutto, privendero stregara e giubilosa, vita de pizzo, cara e affettuosa, chi ne dà Giovanni di chi ha giunto? Deus, ti prego, tue, sia già un coro, consolalos in vita, tue, Signore, a soscaros e tristo genitores, chi dan reso un uvizio in braccio d'oro. Grazie a Giovanni e allora Denanti e chiamiamo a Sangela Garzone de Lula, de Bini e lei Lula. Va bene? Buonasera a tutti. Così? Allora, buonasera a tutti. Sono contenta di essere qui a ricordare Pretu, il fratello di Mario, del quale ho avuto l'onore di leggere una poesia che mi ha inviato Mario, quindi ho capito un po' che quest'uomo aveva anche un animo molto sensibile e una forte introspezione. Quindi sono contenta di essere qui, saluto Dolores e le auguro di tornare presto tra di noi e che tutto vada bene, in bocca al lupo. Adesso vi leggo la mia poesia. Allora, Vinza gioie l'umpitasese, a Silverte e Susole, per dare conforto a questo coro che ne chiede e tempio di amore. Durche cumpanda, che imborica su mondo di umbrina, che mamma e tita la chega sul sogno so, chi naschi ne mori ne fedi, quato si sasanna la tessalista. Giuseppino tuo, caega de gana mannasa, lasciano a casa adesso di questo zocroso, uve s'anima nuda, in arcani bosi tesa tacchi esabile reppia, di un panne in lacana si sconnotasa, per gustare pure in esatto, besolfrode stolucentese, che si sedu, che si erghele pamaiata, as appesata de susole, impare a questa luna e pravata. Grazie Sangela. E dopo Giovanna Sannai. Un applauso. Grazie e salute a tutti. Tanto del carchi tempus non so così scrivete. Pare che la poesia mi ha abbandonato. E forse si so io che non la so cercando. Spero che una die appena che ma a nostra a zoviare e tanto per il fatto del mervetta in mano una poesia che ho scritto con il pominorella i Sarmenia, è una delle spaccas a chi mi sono parlata che poi la sa potuto perda
oppure la tappacava, si stecchio che mi deve Gonzale, che qualcuno me la spotti allegre. E questa poesia la dedico a Sovrate Matietto, a Petrichetto. Ángelos, abarran solo los sueños e quinisos los ángelos. Caminan en su oscuridad de esa noche, sus ángelos. Quinisos prango, quiniso gioco. Commenti in una danza, piccano la carena mea in un nuvolo de magia. E io vortulo, pares che su vento. E los ángelos gettan flores e su cammino meo. Cominciamo a Gavino Mura, Deussi. Questa è la bella compagnia molto buon'anima, no? Non fare bene che non sia mancare, tanto tempo che è passato, non grande quello alla sala, che non bene immaginare. Per stare sempre in pena e teoria, ma noi travagliamo più di due l'occasione. Ammirare la storia di altro brano e dai noi non la sarà mai dimenticare. Su due buone parole del primo da seguire, sia come che sa venire, potrò vedere. E fare come sono stato imparato, dare a giovare e congegnare che ci guadagniamo e toccare il sicuro di strada e lasciare la gente malingegnare. Grazie a Gavino. Zoniari a Lassaro poesia. Se no non vado avanti. Da voi. Gavino Arca Saluto tutti e ringraziamo sempre alla Silvura per questo buio, questo sicuro, a Rosa e a Dolores che è operata e come a tornare sana ai nuovi che si è preso nostro e dai. E poi Marietto stasera sta mettendo suo frate, che ha aumentato suo babbo e come suo frate. Non l'ho conosciuto personalmente, però a sua intenzione si chiama Luis, Mario e Peppino Usamaera, e Gaia. Ha poi fatto una idea di chi è figlio, mio figlio è una poeta, e Gaia ha scritto Paga Sterzina, ecco, vi la dedichiamo su quello che sia sta scontenta. In aumento del Vedrighetto Monte, onoramos hoy a Pedrighetto, figlio caro, del Salapio Monte, suo frate Carrale e Marietto, che cambia l'uappa come fronte in questa serata di poesia che lo finisse, che abbondante fonte. Tenia Samussa in sanadia, dono che sono natura riordata in professione della maestria. A tanto strivaglio suo affrontato, in Samurra vicino minoretto, venia sa fila comenzare. Poi io, ancora pisello, imparei dante los mestieri che in buona mano so e buono che ne frega. Pro trivaglio, in logos foristeris, andei in qualche occasione come te si fa, dove deris, desi sport, sa sua passione, conoscei da riva, giovinotto in castiglio, giocante a pallone, a mentare in un potto deo tutto, faello, de subiacco inteso, lei sa fila, non la conosciuto. Come vi dai noi scaste atteso, cadeus a gusto deciso che so sanguelos, l'ha posto in mezzo. Su solo momento restata inciso, che poeta, lodo e onoro, vita sereno su paradiso. Provia sempre l'udele in coro, guida fratelli ogni momento, illuminante, savia il solo, che rispecchio. Da Grazie.
Pedreghetto Monte. Voi stolto musa samassecide, offeritemi sa sabba dei poverei. Onorato e l'aro ossiatide, a Pedro chi vizza per pomero. Voi ninfa de Parnaso Monte, accudite a li rendere omaggio. Baselle li curda rugata a fronte, nachida in un reso paesaggio. Io, se omaggio che me le poete, Pedro, il scritto di la prima, da Ue a Zamparo e Quiente, si chidotto da esaltaghino. La musa, da idea preferita, la cantata che bravo poeta, che in coro la ia si imprimita, ligata a doppia trinetta. Cusa dotte, recita la ias, desentragna babudò, cantone sempre canta ias, del repertorio pezzo nuovo. In travaglio, fusi frelasso e bravo maestro ferraiolo, in che la bola che fu ferasso, partiti in die nodi du vecchiaiolo. Quando paria su male sanente, torrato e repentati leale, benzente il tempo del nennare, a buca aperta dotto l'assente. Definire si fritto non lo nego, mi dispiace darvi del sole. S'anima tua una nuova aurora, senza in chelo, a Dio prego. Grazie. Grazie Antonio. Perché la fare su ottava a Pedreghetto? Va bene. In ammento di Pedreghetto Monte, su tua mizza e vindichi in Dio come no anno Pedreghetto Monte a 60 anni ha dato a Dio. E benito veroso vi racconta, canto fi giusto, savio, sincero, chi si leggia sa bontà in fronte. Te l'hai il tuo amico Soviero, che hanno de fila, l'hanno fatto un pare, usando non rispetto e considero. E non mi posso mai smenticare che una sola passata in festino so che mai traco fumis da cantare. So bello verso tuo genuino, so con cucao e tu armoniosa, perché ancora intenda vicino. Deo non bramaia mezzo cosa dessa tua sincera compagnia, caso ratista rendia festosa. Sa che buon umore, allegria, s'umiltade, sa calma, s'onestate in ogni coro ad avverto sa via. Rispettende d'ogni uomine che frate, che concedia sa tutto rispetto se mirare, grado nei sedale. In suo comportamento sempre netto risaltaia virtù e morale, mi rende sempre su cammino eretto. Difensore sa lingua dialettale, il verso a chi terra e a tenore che esprimiasi in modo naturale. In tutto e per tutto un signore, qualche volta brullano e umorista potente s'ambiente in buon umore. Ha fatto e tanta gente conquista, che avverrà stima di venian tutto. Sa notizia fatale vea e trista da turdito so schilan connotto, ma tamos in su coro, in su calveggio, e t'ammentamos che io mi ne tutto, come reposa in pace, Pedreghetto. Grazie. Abbiamo finito già il secondo giro dei poeti, se chiamiamo un'altra cantante giovane, una ragazza, bravissima, cantista da si preparare, devo leggere un'altra poesia di O popolo in cust'ora riunito, con soriglia calata attentamente, se si spettende su punto dolente, su chi manca il solo l'assaito, e forse le sapusa del partito e commuove su uomo fente. Antonio Andria lo fruzzente, e che poeta manno e stinserito, e prosa musa sua tanto digna,
lo siamo tutti in questa dimora, onorevole suo grande paesano, ma che oggi in tutta la Sardegna lo portano bene per tomare ancora, caso che ha dato, lo ha dato in vano. Pedrighetto. Buonasera.
pensato sempre a se stesso, tenne il piacere di dirigere un'altra poesia, tornato a cominciare. E quindi credo la serviare a Williams Nella vita mi diverto anche a tradurre, ho tradotto coraggiosamente Imagine di John Lennon in sardo logudorese. Io vorrei dedicare questa poesia a quegli insegnanti che sotto il fascismo non sono state capaci, per viltà e vigliaccheria, di apprezzare la bellezza della lingua sarda. Se io fossi stato un loro allievo li avrei presi a calci nel culo, perché a causa di questa ignoranza grassa purtroppo le nuove generazioni sono sul piano culturale assenti, perché c'è stata una disinformazione devastante, no? Per cui prevale il pensiero unico anche per questioni molto lontane. Tuttavia dedico a queste zucche vuote questo inno, che è poi un inno alla libertà, alla pace e quindi all'originalità umana. Immaginate che non vi sia su paradiso, si verrà se spazia, nessun ferro giù a noi, sopra noi solo su vetro. Immaginate tutta questa gente che vive solo per il suo presente. Immaginate che non vi sia nazione. Non è difficile, si vi provate. Nulla, prosciugare, blocchire o morire. E manco una religione. Immaginate tutta questa gente che vive sa vita in pace. Si può denare chi Dio sono visionario, ma non so solo. Spero che una dia possa unire a noi e il suo mondo ad essere come una sola entità. Immaginate che non vi sia proprietades e vivere juntos se è possibile, nessuna necessità di abramidura, un'amistà di uomini. Immaginate tutta questa gente impazzire tutto il suo mondo. Si può denare che Dio sia un visionario, ma Dio non è suo unico. E spero che lunedì potete unire a noi. Il suo mondo ad essere come una sola entità. Allora chiudo la mia attività di traduttore addirittura relativa agli esordi. La prima volta che tradussi una poesia, si può fare silenzio per favore? Avevo 17 anni e pensai di tradurre questa supplica a mia madre di Pierpaolo Pasolini. Non ero così colto e quindi chiesi un contributo intellettuale al mio mentore Carlino Murillo, quindi questa traduzione è fatta a 4 mani. Questa poesia Pierpaolo Pasolini la dedicò a sua madre in una circostanza molto triste durante una discriminazione di cui è sempre stato vittima. Dalla polizia, dalla gente, dalla società cosiddetta civile. Sentite che belle parole che un figlio può dedicare alla mamma. Io a mamma gli ho detto, ma ti rendi conto, guarda che bellezza. La mamma di Pasolini si chiamava Susanna Colussi e i due figlio e madre vivevano in simbiosi. È difficile narre con paraulas de vizzo su incoroparlo a passimizzo. Tu è essa sola su mondo rischi del suo Romeo, su che si stato sempre prima di ogni altro amore. Profusto devo narre su questo orrendo conoscere, dai sa grazia tua nasce sa fanno meno. Sei insostituibile, procusso è dannare sa vita che m'has dato. Non cherzo essere solo, tenzo fanno dei laccanato amore, di amore de carena senza anima. Proite sai, mesti in te, se tu, ma tu se mamma mia, s'amore tu, queste si scegli tu di mia. Sa vizzinnia, può passare, sciaue, con suo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso, fisso unico modo di intendere sa vita, s'unica tinta, s'unica forma come sfinita. Sopravvivimus ed essa confusione di una vita rinaschi da fora e regione, ti
ti supplico, no cherzo che morzas, soi no che con te uso in un aprile venitore. Io amo. Noi il 2 novembre del 1975 abbiamo perso un grandissimo talento. Purtroppo questa Italia ignorante e vigliacca mi ha privato a noi pasoliniani di un punto di riferimento morale che comunque rimane indistruttibile attraverso i suoi libri. Grazie, scusatemi, sono stato pedante, ma fa parte un po' del mio destino. Arrivederci. Gabino Marvillatta, l'ennesima e quindi Vincenzo Zappro poeta, perché Denis Pragere e tenesi un'altra poesia che dovrei fare che si è spronto. Vieni, intanto dove si prepara. Silvio Leghetto sono frammento, e sui 70 che ha osservato, in Gian Maria Vese ho giocato, non li scherze, canto sono contento, ogni branco che si è travagliato, che porta tuttare il progresso, appena vuole se lo valato pregare, si è pieno di ogni alimento, di aprile fu sotto questo mese, bene ha osservato, c'è scrittura, di mancanza premuta, ha affidato Gian Maria Vese e con sorte sua Maria Mura. Dio si vuole dire salute e fortuna. Comunque vi saluto con la loro e per L'emozione è approvare emozione è sempre una cosa bella, noi sono dispetto. E nessuno si deve intendere le tecniche che hanno questa emozione. Prego. Non fui preparato su questo. Allora, vedo qui, ma se le ha dopo subito, devo narrare che ogni volta che mi canto da questa compagnia ostra mi viene qualche cosa in mente e mi dà ispirazione. Penso che sono poeta all'infinite che non ha ispirazione a uno lo può incantare che le sia cosa mia, ma l'incantato alla simbolo e quindi a da che sono andato a Roma a poco questo due verso dedicato a Sassozio cultura mi dispiace che non che dolore se no io ecco in alla simbolo per pure dolore e quindi le fatto su mezzo orgoglio per tornare impresse con noi questo dedica a Sassozio quindi mi fa piacere mi saluto nelle parti ecco dedica a Sassozio culturale vostra libra e poesia salta alla simbolo babbo su vizzo e Spirito Santo la prima cosa che ne nicchia quello rosa dolore tre marietto sono de alla simbolo in pianto con sacrificio e nobro incanto che in sa grutta che besso visetto nasce di alla simbolo minoretto ma non diventano e noi scovanto s'impigno vostro mi non è in dono posso gatti fatto e chi vagides tenite de sa gracia sormeritos cultura, canto, poesia e sono
avanzada e su que proponidas antigo e novo en todos os hitos. Grazie da Camillo con questa dedica. Stavo sempre a narrare, alla simbolico del fatto di questa cosa da iniziare accanto a cadere gente che si simili, che non la parlo solo. Tanto io sono Maria de Saltunto, ho fatto tutto il giubile verso Saltunto, zoccata di Saiana. Saltunto, zoccata di Saiana, che ho sta arrivato, che ho sta arrivato e che è riferito. Sas dies più minore di ventenne, che a sa sette già è scorrighente, in carrella, non si sente più nessuno, ma si tende in scalchinuno. Su tempo spare da per infriscare, che si stia ugato, canto l'amo di Cesare, con sa maglietta non può più vestire, da gomma non stocca dello semmoltire. O gente, a pizzo corpo si scerpasa, con suo fritto, del certo non mi scherzasa, in samuale, in tolo che il caprepatoso, con suo fisco se gottone cambiatoso. E schido che si stiva e non che manno, di verso o cambia suo primo zanno. Capocapo di Sciacca, Isacciale. Su commenti che andiamo a vedere, abbiamo visto un pacco spaloso di chi servettono sulla via, magari in arresto che vengono un po' di ambienti, però in parlare solo che e ha scritto Eliques eólicos da esos montes a esas costas de mare, única en su mundo a belleza. Sa rocca de granito e de calcare da esa natura mostra la grandeza, da esa ospitalidade de aprezare a sa bona cocchina in ogni mesa, es belli dos estrandos a comporare pro nos ponne di noi sa brutesa. Pare rugues in su monte Golgota, vestin al lutto d'ogni pianura, ca non sono battinde su progresso, sardos che Prato Bello entrano in lotta, dai su Campidano a Sagadura non lo querimos no, con su interesse. A su monte Limbara e a Gennargento, José che le vaghen di ornamento. Grazie. Antica salda poesia, promettare sarà più monte, successore di Antonio Andria, o si rammenta come te poeto bravo in onzi faina, il suo palco de Sardegna, di Provisaia Fussarina, cuyo verso li dedico a sua memoria, onorendere e sa celeste gloria. Grazie. Sempre per la seconda cavolta da scusate ma non tenivo nulla
come ti abbiamo detto prima, come diceva prima Giovanna Sannai, no? L'ispirazione a volte o poco bella, o poco legge, a volte sono belle di purtroppo a me mi è pure come ti ha dato esatto, mi vedi ispirazione si scrive poesia, proprio quando intendevo un dolore, un dolo e appunto in questo momento schifoso si va a pensare. Sicuramente a me mi pure mi è morto una sorella, no? De 3 anni prima di me. Sicuramente in famiglia di usato come te sapete, io sono stata creatura, ho sempre solo giocato un po' cosa, ma ho giocato meda e si stavo sempre bene vari. Quindi è dolorosa sapere di una mamma o di suo babbo, ma quando manca una sorella o un frate è una cosa, non ha un dolore per un anno, ma è un dolore diverso, è una cosa chi proprio da là dentro. Quindi Deo, sorella mia, ha scritto questa poesia in questa occasione. Un uprore in Salosa. Che io posso tornare con suo tempo si impalasa, poi torna con il riso in lava, a yogurto con tie carassole, premendo sa busciacca di per dischedda semprores. Ma tutti in tuna scalò su mirie, e piotto su suole si candala, profumiando sapa e sul mare che sta ribata sola di andare. E quando sacraria t'inchero saluna, deisa cascurau sul cuore, potivonne saeste dei nues, può parlare sannanze esistentos. Mirammi il denarto di questo castellos e non timma de sa notte spantumas. Non timmas de sa notte spantumas, non timmas como ghettas puntisundas, ma quando a Viggiano si vesa solo de si store, in terra, in questo giardino, grogo in colore de sole, podei a papponne d'insarosa, un ligio o un'orrosa. Canticchio a leggere quella cantone, Franca Burrai legge una poesia, fai un contrario, si prepara Franca Burrai, legge un'altra poesia di Pedrighetto. In novellata contro il socchevone del fuoco, sul fuoco indigno, dai minore un naturalista, amante sa natura suo stato, prodidere una die suo passato, pianta secolare in prima lista, penselli a sua conquista e a suo manno do parentato, itte orrore tremendo a prima vista, canto soio io t'ammirato, tutto canto su il de ma salutto, uomini indigno contra sa natura, s'ossigeno e su busco, sa calura, che anima in chelo si caggiutto, su chi Dio sta dato con tanta cura, lo distruese in 1 minuto. Pedrighetto Ponte. Francia Burrai, lo canta la tua cantone. Mario, la tua sopra la lettera. E tanto devo seguire esatto. Allora, il prossimo brano è Mia terra mia, dedicata alla nostra terra, alla nostra Sardegna, alla nostra bellissima terra, perché comunque nelle poesie anche si è nominato la questione delle paleoliche e io concordo con questa cosa perché è la nostra terra e nessuno mai la deve violentare. Quindi a Mia terra mia dedicata ai sardi, noi figli, ma non solo, anche chi ama la Sardegna, quindi chi è ospite e viene in Sardegna per stare bene con noi e per continuare l'amicizia o quello che è, comunque rispettando la nostra terra. A Mia terra mia. Grazie.
Allora non scrivo solo canzoni mie, ma da qualche anno mi diletto anche a scrivere le cover, con tutto il rispetto per gli autori o le autrici dell'altro brano, però io sentendo la melodia ce la riscrivo nella mia lingua, perché la nostra lingua è bellissima e secondo me sta bene ovunque. Comunque qualche mese fa, ricordando Caruso che era il suo anniversario di morte, e sentendo le note di Caruso, appunto di Lucio Dalla, di un brano di Lucio Dalla, eravamo proprio a pranzo con mio marito, ho detto: ma lo sai che non ho ancora scritto qualcosa su Lucio Dalla? E lui: e che cosa aspetti? Vabbè, io la sera stessa ho scritto Caruso. È una base che abbiamo rifatto con un mio amico arrangiatore che è Davide Guiso, e spero vi piaccia. Caruso racconta una storia perché non mi sono tanto dissociata da quel senso che aveva dato Caruso, perché parla comunque sempre d'amore. Caruso, grazie. Questa mattina in settembre vado via
Complimenti, bravo Antonio. Da poi cerramos un'altra canzone, dai, quindi acabamos a serata con un canto. E come vengo a leggere una poesia a Peppino Domenica e acabamos il secondo giro del Soppolette. Questo strumento l'ha fatto in risposta a un altro strumento del Salvatore Gazzone che è fuori e su due come se essere anzianello. Insomma, mi hanno mandato un strumento che a morire ancora 9/7 e a su tapola che pariente su dentro, anzi a Saffico deve lavorare a Pisena, cosa che è un vago improbabile. E comunque la poi con voi. Beruinara, un liccio antico a pagare a morrere, tempo bada. Ma Safila e Alici, caro amico, che noi dai noi si segnala. E quando egli se n'è avanzata su peso e sosanno si è capito. Has osservato che fino a Saffico, con su tempo, sa carica e torrata. Deve essere buona carica pure, canutri e ricca e zuccherina, ma finigai, non te ne futuro. Somine, questo tempo non camorrada, massimo quando sa fine vicina, che sa carica, che fico non torrada. Grazie. Giovanni Tette lo legge un'altra poesia. Lui scrive questa vita senza poesia non esiste, tutto è poesia. E la poesia non fa canto, non fa tenore, non fa coro, non fa nulla. Ecco perché noi puntiamo sulla poesia, capite che uno lo tramite della lingua sarda, quindi vi prego a mettere la poesia per voi. Macchina lei da Consello Lorenzo De Medici, i poeti sono i cosiddetti, ma non riconosciuti, legislatori del mondo. Come ho pensato a un momento che sono attraversando questa azienda visuale, un momento feo, ma bella feo, dai 24 secondi sviluppato una malattia a ferro che è decoente sul patrimonio già avanzato tempo. E sicché ha dedicato una linea di mattina a Salimba mala di aiuto. Faria giorno e allegra via via, calmo in passato giocando in campagna. Cantone bella so già mi filaiano, sogniente di amore una compagna. O è cantico de burgiù, o vui ferrazos, si intende più silentes e mi girano autocarros pieno de garajos. Chissà rosea, aurora trista inchidana, mi valene, oscurados o masones, contazos in trittura e incorrutto, ogni guile pare venuto in lutto e silente pianoso e pidatones. In quest'epoca non hai fortunata, pare fosse che sia tricco eredio, non si vuole trovare il suo rimedio alla campare con mala sonata. Alcun altro fossi si interesso, tenere canto degli ettari negri, prova che morre gambe a Vegas e dare logo a suo nuovo progresso. Dai 20 battorando su Sammuchinas, chi decono su salto patrimonioso, pare l'eppa mandata sul demonioso con terrore sappama bifechina. Sono anzano, mi verso e malumore, tra cantico de gofoso e corroncas, e avvocare a fora ed uomo con cattivo, che fora via gatto soffrore. Pare frastimo e a dittalora affritta, all'ammirare sa roba molta nasta, che non può suonare sa campana sa propria avventura e limba piaita. Est una roda che gira da bello, che funzione pone del travaglio, ma come
un suo gioco faglio, non fiore né rosa né gravello. Grato spreghiamo lo santo Sidone, chi non lesse sa vita che nadolos, pastore strategelle e campagnolos, chi siga in suo condotto con amore. Grazie. Andiamo avanti e chiamiamo a Isangela Gasole a dove c'è una poesia. Finite? Ne ho una, ma non so se... Aspetta, questa. E Giovanni? Allora, Poesia. sì, vabbè, ma... Allora, avevo scritto queste 2 righe, in quel periodo, se vi ricordate, che i ragazzi avevano protestato per la guerra in Palestina ed erano stati manganellati dalle forze dell'ordine. Allora, siccome anche io sono una mamma, e ho pensato, ma è possibile che una mamma possa accettare che un figlio adolescente che ragiona con la propria testa e scende in piazza per manifestare il suo dissenso venga manganellato solo perché manifesta il non consenso a una guerra, perché manifesta per la pace. E quindi ho scritto queste 2 righe, prendetele per quello che sono. Allora, aspetta un momento. Cundennos amutesa desas feminas, che han visto la libertà desa pizzinnia istruncata a cuor de mazzone e vile angaria. A te usame nata a ripulire questa terra, ed è scata vesa tirannia, che riduide che era tasicanza sa che vedeva di questa zenia. Sa spender vezza sa desantica ribellia unite chi non onore, come sa decete ad un tesardo de valore, e innantisi chi vuole su corpo e savalla, vai date contro il soppressore, che ne timonia esempera calatta. Giovanna Sanai e così e poi capiamo anche che fare. A 20 anni sono partita in continente, può travallare, può cliccare a cavallo e neanche una vita e niente, dato che in Sardegna non si accatta in nulla. Però questa poesia l'ho scritta in un momento che triste per me, ogni volta che vengo a Bidda, Namuso, un misto di emozioni, un po' contenta, un po'... però poi se allo stesso tempo mi dispiacia che poi durante 20 giorni, 30 giorni Sabina mi chiedeva di tornare in continente, per cui praticamente io come chiamavo del sanare intendo tutti i profumi dessas ervas selváticas, la murta, la chessa, il grammasino, e la si intendió bene che a Roma ha un smog incredibile che praticamente non si intendeva più nessun profumo. Quindi io in Sardegna intendió tutto questo vracco buono, bello. E tanto mi tenevo un loco io che quando ero a Bidda intesa sacare sul secco, forse scaricono iscritti conosco questo loco caricono di Orosei. Ed è questo loco che io mandavo ogni stio. E in questo loco io ho scritto una poesia a carta e penna, papino, non carta. E tanto vorrei cosa poesia. Sacare sul secco. A curto che suventu, a peccare sculpa zarena in chiesa, 1000 volte a poiompato a ocche de Santa Maria, può intendere salva, i fungo a sospeder meus innocentes. Cantar vortas a poapozzato a carena mea, i stracca, i s'aspretta nieda de sacare sul secco, può ascoltare sul mare. Inonche regna sul silenzio de sus homines, inonche tenzo loco, tenzo un appozzo, inonche nuda
almeno su coro meu a essas temporadas. Grazie. Brava Giovanna, Gabino Vanca, De Cotanzano, legge una canzone. Tanto io seguo sempre in tema, in usci, e vuol dire, mi hanno invitato a questa festa, ero Santo Berto, e che io una serata di poesia, magari poesia, ma no, penso a questa festa, non entro, non capite su Santo, questa chiesa è a scuola, e sono entrato proprio a vedere su Santo, e lì ha parlato, perché figli ha fatto una poesia, che sono uscito per la fuori, già fatta in conca, e poi l'ha scritta, che sa macchina, e Gai, un bel restato. Pro Santo Bertolo, Ossi, Bertolo, tu e Deus protettore, santo, da Esaida venerato che in devozione sentito amore. Mi sono ore impenugliato, in perde si statua tua adornata, a festa e sincero, a pregare. In bocca la stimosa, accorata, che a babbo d'imploro e custora si imbasciata sia da cansata. Sana su male, in ogni dimora, vi punge sapaghe, il amore sotto sa mano tua protettora. Allontana perfidia e dolore, ogni persona sia contentata, compensa la sfatica e suore. Ad ogni giovane indica si strada, del suo trivaglio e della sua virtute, ogni spera la ida incornata. Mancuno vi smentica, ne esclude chi est si spitava e allettato, tanto presto torre in salute, fa che tornare ogni immigrato, per il suo mondo isbramminato a dopo sua, da oeste andato. Un forte redime, sol carcerados, che pro sfortuna o mala sorte in una cella che sono inserrados. Su debile de sentito, fa che forte, che sorrida sa vita armoniosa, giorno da esa celeste corte. O si sposo, in bravo di sposa, s'azzella di amore sa fiamma per che passare sa vita festosa. Appagato ogni babbo e mamma, chi da serena sa famiglia, subito si stanno e ana in brama, regna dentro tua armonia, e chi a questa festa ha organizzato cosa serena ogni fiseria. Tu che sei stato tutto laudato, guida Deus, in ore e mannos, sa festa rifletta un proventannos, Berto il patrono, tanto amato. Grazie. La bella dedica sarebbe il suo santo patrono, oltre al santo Petro. Grazie Gabino. E come chiamamos a Francesco Gambigano, de Pattata, poi serramo con Antonio Noio, e che legge una poesia a William, e con questa poesia hanno finito. E però vedo che so serrare questa serata con una cantone di Gianni Spagno e Massimo Meloni, e con una cantone di Gianna Melas, e con una cantone di Franca Porrai. Ero sulla Pattata, però sono in campagna a 2 chilometri da Ottieri, da quando sono nascito. Fino a se io in Pattata, però babbo ma su terreno e da quando sono nascito non è proseguito. Però sono fatto adesso, attenzione. E ne sono innamorato di questo Salvani, mi sono capito se non mia est. Questa è una poesia che ha scritto da prima, da 60 secondi, da terza, e su 78, non l'ho mai scritto la poesia esprimenda. E me l'ha pagata da conto il foglielli. Che sei? Non si vede. Canisterro a tiesa mirada, sorroggio del magia d'ermosura, a
pesaria peniente, su sole spuntende da oriente, che in rayos al lutto schettampore, formende un delicato manto, de cornisi a chi e ad incanto. De sueldo seculares e osastro, se rica e terra al denore, rocca trachite del ruggio colore, usciareo in fiores alabastros, ispina al de frunza al de virastros, in verano di deghe su mudore de nuscos, chi dai una via, mi donas tue, casa esterra mia. Desa spinnetta al muros e ruinas, sun testimonzo de samminto, sun uraghe antico monumento, domina sa sega e sa scrinas, capa posto prima rainas, in sosranno scolato so che vento, bidende io in zesambe nostra guerra, innanti il dennes Cristo la sa terra. Mammento quando babbo mio arende in custos padentes, a sovruscius orvois potentes, paltiam puntinnanti do terreo, a giuado dai su podere Deo, oltulaiam sa terra che valentes, cusa terra niedda purpurina, generaia trigo pro farina. Mariane, che in su tristo canto, ad un chisciarde in sanottata, su fruscio e sattonca non zidanto, da Isabel già in ueste vasata, l'usura chi pare d'incantata, de bellura in sanotte iscurata, intonende dai fronte in fronte, chi spronde fino al suo orizzonte. Alumiro, amato il vandel mia, sermosura de viral fioridas, salfosa al vildes de sasolias, in verano quando sun coloridas, dai séculos sun sanas envías, comente canro las asparturidas, cadues en mama de vera e de flora, e all'altas a tutto ancora. Antonio Bruglio De Ussi, su Paganino e su Poeta. La piccritta un mese a Oe, il suo compleanno di zia mia, in occasione del suo primo compleanno. Un anno a Oe è passato, quando sa vita nascita, so io si spalancato, mutente senza soffrita. Che desi emozionato, imprimita in suo coro, un desiderio realizzato, bramodeso mio tesoro. Due, un fiore in verano, tutto è fucilentore, sole caente a manzano, respiro bello e s'amore. Un luna del coro, ti recami in segreto, per aula sfatta d'oro, sono un disaffetto. E comincio a diventare con colore de mare, in sabiglia natura, o mia bella creatura. Quando ammanna sul mondo, girare a scontenta, con s'amore profondo, con suo coro d'ammenta. Con suo coro che come, prega solo prodene, di zubello de domo, fiore cari su bene. De suo coro s'affiama, in suo braccio de mama, se che mendula in fiore, sa bellezza mio amore. Su corredo ti preparo, con s'aggiuto divino, sa virtù t'imparo, con s'affetto in suo sino. Con sa nube de gelo ti preparo su velo, de belli su escire de posa un petalo de rosa. Quando mamma diventas, con tu tutto t'ammentas, bene all'uomo tesoro, pizzabelle su cuore. A che tanto godire, potta bello avvenire, ruglio bello gravello, nostro bello istetto. Grazie. Bravo, quando Peppino non leggere, non tarda, magari, e poi William. Anzi, sai cuiare, no?
mi sono dimenticato, l'ho stato a volta, che sono venuto a andare a qualche cosa, devo salutare a Dolores, tanto come l'ho fatto un'ottava. Dolores, che sei incontinente vuol di curare male se affannos, presto sia tra noi, si senza dannos vuol di godire su sardo ambiente, una terra incantata e accogliente che onora da noi scunsomannos, e de gusto Dolores, o Dolores, non ti intenerreste, né mano né minores. Grazie davanti sua. Come William non legge la poesia, e questo poeta siamo accapato. Mariposa non fa la guerra. Bido, serente su muro, una mariposa serena, che si basa la leggera sopra sallanas del volo de una rosa de maggio. Pare pensare a suo homines in terra, che si fa che sa guerra pronuncia il lodo d'esame. Deo invece sovizza dessa era ed essa armonia profunda, reina di su sole, de sus lizzos, de samba de sus ríos, ueganta il puzzone di chelo, chi non conosca amargura di hierro e dolore de morte pizzino. Legge una dei uno, che l'ha scritta quando fu mancato, Pedrighetto, buona legge. A Pedrighetto, frate, dolores e lacrima, no, dolores e lacrima, e amargura, ti lascia da degarrare sa morte, le rutta sura sa crudele sorte, e che ne spera di una cura, fritta, maiattata e famita, che un turzo sieta sopra sa fente, pura creatura sei innocente, che una pietade occhi l'imbrida. Manco te ad appi pietate, in cussadie mala e attrevita, pure insulti maligno e vita, non ha da mostrare l'umanitate, ranzi così imputile allassato, sa fiara accesa d'amore, in che l'uomo fa che di cuore, immesso infinito istetato, ma di cherzo pensare in recreo, il luogo bassito vi sei scontento, che una tribulia, che una tormento, riente con baco tuo e mio. Canto anche primo a Deuso, a Chelo, quindi per vada pure a Pedrighetto. E quindi cantano una cantone Gianni e Massimo, primo, e poi Franca Podai e Gianna Melas. Intanto nel frattempo che accordiamo mi volevo così accostare a quello che ha detto Peppino Donaera su Pedrighetto, perché anche noi con il Fatto di Mano abbiamo fatto tanti anni fa alcuni spuntini arrostite e corrispondeva proprio a quella persona che lui ha descritto. Era una persona mai invasiva, era un piacere stargli assieme, stargli vicini. E niente. Facciamo una canzone che abbiamo fatto solo una volta con un singolo, ed era quando William presentò il suo libricino su K. Ed era la cover di The Sound of the Silence di Simon & Garfunkel, nella versione di Tazzetta, e Deo ti quería Maria. Quando torna in domo tua
può narrare che hanno formato un gruppo musicale, Gianni Massimo con altri 3 componenti, e si narra gli Ossidiani, Ossi che era sempre Ossi, e Ossidiani che è un metallo ma era altissimo, e quindi l'hanno azzeccata. E Sordini debuttano su 7 di Sant'Andria a novembre in Alex Bar. Complimento ed è un orgoglio conoscere le arrivate tutti. Oh, sono tutti invitati, portate il vino, perché quindi 7 non ci abbiamo già messo Sant'Andria esordini in Ossi. Bene, come chiama Franca Burrai, De Caltellini, c'è una baronessa. Perché soprattutto l'artista bene in dono, bene di sono, posa amore di cantare, posa amicizia e posa amore che hanno preso canto. Sì, la passione del suo canto prevale sempre e soprattutto. Quindi per di qualche chilometro non ha che nulla, e scusami che veramente. Grazie. Quindi adesso il prossimo brano è Su cammino Santa Barbara, che è un testo che io ho scritto dedicato ai minatori. Una sera rientrando sempre con mio marito, non l'avevo mai notate le miniere a lui. E lui mi ha detto, ci lavoravano fino a qualche anno fa, vabbè, io vi parlo di quanto, 7-8 anni fa. Ci hanno lavorato, quindi io quando sono entrata a casa ho immaginato la vita di quegli uomini, non solo degli uomini, perché ci lavoravano anche le donne, anche degli animali, però comunque questa è dedicata agli uomini che comunque per portare il pane a casa, ragazzi, era veramente dura. Quindi una dedica a loro e a tutti gli uomini, tutti i papà che comunque tutti i giorni vanno a lavorare e sudano veramente la pagnotta, ok? Giù cammino Santa Barbara, grazie.
Saputo che canta, pensate non ho mai cantato il saggio, da quando lo chiamiamo noi è sempre preparato a cantare il saggio, solo con lui. Ed siamo orgoglioso di questo pure. Un applauso a Gianni. Scusate, le chitarre con l'umidità della sera a volte si scordano un po'. Volevo approfittare per dire, siccome tutti hanno parlato della terra, della nostra terra, vorrei ringraziare Anna Sibonus perché mi ha permesso di avvicinarmi un po' di più, no? Anche alla lingua sarda. In realtà mi sono avvicinata alla Sardegna più stando all'estero. Vivendo a Barcellona ho conosciuto un gruppo di sardi in Catalogna e quindi lì capisci quanto è importante la nostra terra. E poi mi viene anche in mente una frase di Nativi d'America per quanto riguarda l'amore verso la nostra terra e secondo me calza a pennello in generale per la nostra Sardegna ma anche per tutto il mondo. E loro dicevano che gli alberi sono le colonne del mondo, dell'ecosistema, quindi quando l'ultimo albero sarà abbattuto il cielo cadrà sopra di noi e questo ce lo dobbiamo ricordare perché non ereditiamo la terra ma la prendiamo in prestito dai nostri figli e adesso dobbiamo restituirla meglio di come l'abbiamo trovata e non peggio, quindi dobbiamo lottare in questo, soprattutto per la Sardegna che con tante parole ce la vogliono sempre rubare ma noi cercheremo nel nostro piccolo, ognuno di noi, di fare qualcosa. Io ho dedicato la mia vita all'arte e alle scienze. Lavoro come naturalista e questo è il mio lavoro che non mi rende ricca, non è un lavoro da ricchi, però mi rende ricca dentro perché so che faccio quello che voglio. Te vas a entender
Peruso mi ha detto per aula. Sì. Hai capito praticamente? Mi devi cogliere questa altra due che hanno cantato con Gianni e con Franca Burrai, che ti è stata cantata una, però mi ha preguntato se vuole finire a campare con Non poter posare, che è grazie su canzone popolare salta è diventata, che ha subito Guardiosa, e quindi la faremo cantare.
bella reale, e quello che so leggere e poi lo saluto. A zio Billy, in sul circolo dei orsi un pilastro, ha pulito in ie alto elevato, subitamente di appo apprezzato, che in che lo intende un astro, con sa boccia se mano se su mastro, ma in iuti ha superato mastro, dimostrando il suo grande risultato, suo sorriso simpatico in sa fronte. Tu dimostra il suo caro Bellia, pro divertire manno se minore, Savinna che ha dato a Pedro Monte e sta a scrivere con tanta simpatia per illustrare su tuos valores. E vediamo la Rosa, per un giù, che si trasmette. E che poi salutiamo e ringraziamo su quello che abbiamo fatto, stiamo aumentando bene aerei, grazie a voi, sia a Pedro Frate. E vi ringraziamo dai parte mia, da parte della famiglia mia, della sua presenza vostra, a so che ha cantato, a Gianni, a Massimo, Franca Porraia, Gianna Melas, a tutti i poeti, si sono bene pure dell'Atteso, a Isangela, Giovanna, Francesco Capicano, Francesco Rosso e tutti gli altri. E ringraziamo Antonello Corretto che nos ha portato i documenti di serata. Lui è un primo importante, abbiamo tutto il documento, dai giornalisti che nome a ove, di tutto ciò che abbiamo fatto e quindi lo ringraziamo. Fatemi ringraziare a Rosa. Grazie a tutti di essere venuti in noi a passare un numeri bello, di serenità e progeroso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Melodia sottale, un cielo immacolado, e diga che cose busco asombroso, campos almeno ricorde pastura, a zappa figli scuraria pura, e orizzonte largo luminoso.